Ecco, ringraziarvi perché mi sento come se fossi un parente che viene per le feste di Natale a trovare qualcuno in famiglia. Voi siete lontani dalle vostre famiglie, noi non possiamo che fare dei gesti per farvi vedere come il vostro paese e le vostre famiglie vi sono vicini. È una cosa importante, è stata molto bella il taglio della presentazione, del briefing che il generale Velti ci ha voluto fare, non un briefing di numeri, non un briefing freddo, ma un briefing che spiega le ragioni forti per cui siete qua. Bene, tra queste ragioni io vorrei anche aggiungere il fatto che come Brigata Sassari voi siete anche qui a rappresentare nei confronti dei vostri colleghi continentali, mi scusate questo termine, ma anche dell'Afghanistan stesso, la peculiarità di questa forte sensazione che c'è tra la nostra regione e questa brigata, una tradizione che portiamo avanti, ormai ci avviciniamo ai 100 anni della brigata, speriamo di essere tutti ancora qui a poterla festeggiare in maniera significativa. Prima si parlava con il generale Veltri di come rapidamente lui, che viene dal nord, che viene in parte anche dai territori continentali del Regno, perché di questo si parlava un tempo, ma che ha studiato più fuori, si è integrato in questa brigata. Ora, e si parlava di passaporto, il generale Ferro diceva, ma lei quando ha preso il passaporto saldo? Io mi sono permesso in generale di portarlo a quello che io considero il passaporto saldo, però per un'antica tradizione avrei bisogno che lei mi desse una moneta. E se non ce l'ho mi sono portato anche quella, perché se no ho visto, ma si tratta di 2 centesimi, perfetto, perché al mio battesimo, come si usa in casa, la mia famiglia è di Sassari da molte generazioni, ma viene da Chiaramonti, il regalo che si fa per sancire che si entra in società, e beh, lo sapete, questa è stata fatta da un artigiano, per non fare torti io sono di Sassari, è stata fatta in Ogliastro, in realtà da un artigiano, si tratta di una leppa, simbolo della citazione comunale, uno se può sfruttare la brigata di casa.